Il gruppo territoriale 5 Stelle di Agrigento, per mezzo del suo rappresentante Gino Buscemi, interviene oggi sulla questione della crisi idrica, dato che numerosi deputati del Movimento 5 Stelle e di altri partiti sono già intervenuti e diversi movimenti cittadini avevano espresso chiaramente il desiderio di non coinvolgere le forze politiche. Tuttavia, di fronte alla dichiarazione dei sindaci riuniti all'Assemblea dei Lati, che rifiutano di essere ritenuti responsabili della crisi, come indicato dall'ingegnere Cocina della Protezione Civile regionale, ci sentiamo obbligati a fare alcune considerazioni. Di chi è la responsabilità di programmare e gestire i servizi, compresi quello idrico? Chi avrebbe dovuto prevenire la crisi idrica da tempo annunciata? Chi avrebbe dovuto pianificare e garantire gli investimenti per il rinnovo delle condutture, evitando la perdita di finanziamenti come è accaduto ad Agrigento? Certamente la risposta a questa domanda è i sindaci, insieme alla Presidenza della Regione Siciliana e la Protezione Civile, corredo della situazione idrica che il popolo siciliano sta vivendo adesso. Negli ultimi 20 anni numerose norme e provvedimenti, il problema è stato affrontato solo formalmente, senza interventi concreti. La Sicilia dispone di 25 grandi invasi, ma solo 8 sono operative a pieno regime, con molti altri soggetti e limitazioni per problemi strutturali e amministrativi. L'ANAC ha evidenziato la carenza di atti di collaudo e il grave disordine amministrativo. Dove erano e cosa facevano i presidenti della regione siciliana Cuffaro, Lombardo, Crocetta, Musumeci e ora Schifani? Non è accettabile lo scaricabarile. Come scritto prima, tutti sono ugualmente responsabili, dalle amministrazioni regionali che hanno omesso di finanziare le opere necessarie alle amministrazioni locali che non hanno fatto nulla per la loro realizzazione, fino alla Protezione Civile che ha atteso che scoppiasse l'emergenza nonostante era noto che tutte le infrastrutture avessero la necessità di manutenzione e ammodernamenti e la rete idrica perdeva già oltre il 50% dell'acqua. Una grande parte di responsabilità ricade sugli elettori, coloro che non vanno a votare, coloro che continuano a votare amministratori incompetenti per convenienza, per clientelismo, per ignoranza, contribuendo così al perpetuarsi di questa situazione disastrosa. Adesso si deve affrontare l'emergenza, oltre a essere indifferibili provvedimenti tampone, ricerca di pozzi, collegamenti alla rete idrica, rattoppo delle condutture più vecchie, ripristino degli installatori. Sarebbe il caso di programmare delle opere strutturali, evitando la confusione amministrativa riservata all'ANAC, a un serio programma di rimboschimento andato letteralmente in fumo nel corso degli ultimi decenni e sorveglianza e tutela con strutture elettroniche e digitali. Abbiamo, conclude il rappresentante dei 5 Stelle, fortissimi dubbi che queste amministrazioni locali e regionali ne abbiano la capacità.